L'insonnia è un disturbo molto diffuso, tanto che ne soffre fino al 10-15% della popolazione generale, ma tra le donne la prevalenza è quasi doppia rispetto agli uomini. Questa sproporzione tra donne e uomini affetti si ritrova con valori molto simili anche per i disturbi d'ansia e per i disturbi depressivi. Tale condizione hanno con l'insonnia un rapporto bidirezionale, ovvero si influenzano negativamente a vicenda. È nozione comune infatti che l'ansia e la depressione possano provocare insonnia, ma è vero anche il contrario, e cioè che i soggetti che soffrono di insonnia sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare conseguentemente sintomi d'ansia o depressivi. È stato recentemente ipotizzato che nel nostro DNA ci sia un gruppo di geni che possa trasmettere una certa propensione a sviluppare questi tre disturbi. È a partire dalla pubertà che le giovani donne iniziano ad avere un rischio di sviluppare l'insonnia quasi doppio rispetto ai propri coetanei maschi. Gli ormoni sessuali femminili infatti hanno un ruolo protettivo nei confronti del sonno e non a caso il riposo notturno risulta maggiormente disturbato quando i loro livelli si riducono, ovvero nella fase premestruale per le donne in età fertile ed in seguito con il sopraggiungere della menopausa. Anche la gravidanza ed il postpartum sono momenti di particolare fragilità del sonno, anche per il concorrere di fattori ambientali esterni. Diventa fondamentale dunque indagare con attenzione gli innumerevoli fattori che possono interferire con il buon riposo notturno delle nostre pazienti, ricordando che si può parlare di insonnia quando chi lamenta un sonno insoddisfacente ed un ridotto funzionamento diurno è messo nelle condizioni di poter riposare a sufficienza. Anche da questo punto di vista le donne, anche se non affette da insonnia, rischiano di essere maggiormente inclini ad una deprivazione di sonno cronica, indotta da uno stile di vita frenetico, sovraccarico di impegni, che più spesso caratterizza le loro giornate. Inoltre va indagata con attenzione la possibilità che ci siano altri disturbi del sonno concomitanti, ovvero i disturbi respiratori come le sindrome delle apnee ostruttive o i disturbi del movimento in sonno come la sindrome delle gambe senza riposo. Quest'ultima può essere favorita dalla carenza di ferro e quindi ancora una volta nelle donne a causa del ciclo o della gravidanza. Fortunatamente abbiamo oggi la possibilità di intervenire positivamente e in modo sempre più personalizzato sull'insonnia con approcci farmacologici, anche innovativi, e non farmacologici con la terapia cognitivo-comportamentale.